ritrovati amici di Matto Scacco, buongiorno e come sta andando? Spero bene, qui inizia a fare veramente tanto caldo ma non demordiamo mai, siamo qui pronti a fare contenuti, cerchiamo di stare al passo tutti i giorni ma inizia a diventare veramente complicato, ma boia chi molla. Comunque, detto ciò, andiamo a noi e oggi è il momento, come al solito, di fare i guardoni. Allora andiamo su Guarda, siamo qui sull'ICES, l'unico sito veramente gratuito interamente dedicato agli scacchi, una grande opportunità per giocare e migliorare. Partita in corso, andiamo a vedere una bella Rapid, che rapida non è. Questa è appena cominciata, 2350 contro 2005. Ok, penso che il 2005 stia facendo scorrere il tempo in maniera incredibile perché questo a 7, questo a 4 minuti. Peccato, sarebbe stata una bella partita. Questa è appena cominciata. Ok, questa è appena cominciata. Una Karoken, difesa Karoken. Mi ricorda sempre Dragon Ball, tutte le volte Kaioken. Che bei ricordi. Il bianco non so cosa stia pensando. Questa è la serata delle partite abbandonate alla seconda mossa. Non si sa perché il bianco stia pensando troppo prima di fare questa mossa di default e di routine. Ok. Ha avuto il tempo per attivare il computer e capire come rispondere. Ok. Cosa farà il bianco in questo momento? F4 ora. E non è che conosco particolarmente tanto questa difesa, ma F4. Wow, mi sembra molto aggressiva e anche strana allo stesso tempo. Mi piacerebbe dopo guardarla al computer per capire se è una mossa che si fa in queste posizioni o era fantasia da parte del bianco. Devo dire che il nero è parecchio a corto di spazio. Il nero è parecchio a corto di spazio. Qui ci vuole C3 assolutamente. Ok, alfiere C2 per foggia. Ok, penso che il bianco ora come piano abbia sempre questo qui, quello di... Però prima deve fare G4. G4, non lo so, è difficile creare rottura. Chiaramente, ragazzi, i pedoni indicano dove attaccare. Il bianco attaccherà da questo lato, il nero attaccherà da questo lato. Come al solito, gli attacchi sul re generalmente sono un pochettino più forti. Gli attacchi sull'ala di donna comunque non sono da sottovalutare. Gli attacchi sull'ala di donna possono portare comunque degli ottimi risultati. Il bianco ha sviluppato questo alfiere, chissà per quale ragione. Sto cercando di capire se ci sono manovre che possono rompere le scatole. Probabilmente il bianco vuole liberarsi del suo alfiere cattivo per... No, niente, stavo cercando delle motivazioni dietro questa mossa, che sicuramente ci sono, ma non le sto trovando. Alfiere in E3 rimane ancora... Non lo so, va bene, dopo scopriremo tramite il computer, ok? Qui il nero sta organizzando i suoi pezzi, chissà se ci sarà qualche... No, questa non si può fare, chiaramente. Ok, questo cavallo darà una mano a supportare torre, perfetto. Forse il bianco vuole bloccare la situation, forse il bianco vuole spingere F5 e poi F6. È interessante, è interessante. È molto interessante questa situazione, parecchio interessante. Vediamo come va a finire. Una partita chiusa col centro chiuso. E col centro chiuso solitamente il gioco poi si sposta sulle ali, no? Visto che il centro è bloccato, quindi si sta giocando sulle ali. Vediamo come continua. Cavallo E7 per dare una mano a controllare la casa F5 e vediamo cosa succede. Eccolo, un altro pezzo che controlla casa F5 a favore del bianco. Quanti sono i controllori? 1, 2, 3 e poi vabbè, chiaramente arriverà anche questa. Il nero però controlla da Dio perché c'è un sacco di roba che controlla F5. Quindi questa spinta sarà poi un bel sacrificio, sicuramente va a rompere un po' la struttura pedonale. Cattura, Madonna, cattura, questa è cattiva, cattiva. La spinta F5, su F5 adesso il nero vuole chiudere con G5, però possono subire i sacrifici. Un bel sacrificio in G5 me lo vedrei onestamente, anche se poi la torre arriva qui, però un alfiere qui in questo momento bello cattivo, non lo so. Ok, spinta,
E ora secondo me fa G5 il nero. Però comunque il bianco è in una posizione da Dio, cioè il bianco sta veramente bene. Deve solo stare attento a non perdere il suo vantaggio perché in queste situazioni, ok, si ha una grande iniziativa, però basta anche qualche mossa strana che il nero si riesce a riprendere e il vantaggio del bianco svanisce. Ottimo, aumenta la pressione su questo punto. Tra l'altro adesso c'è anche la donna che può andare in H5 o in F3, che dà una mano ovviamente ad attaccare sia sul re, che ovviamente su questo punto ormai debolissimo e indifendibile F5. Ragazzi, se voi vedete il nero non ha piani di gioco, non ha piani di gioco, cioè se qui il bianco ha un sacco di obiettivi d'attacco, il nero no. Anzi, il nero vuole cambiare il più possibile i pezzi per cercare di alleggerire l'attacco del bianco e vediamo come si evolverà la situation. Sicuramente il bianco vuole cercare di evitare il cambio, quindi mi aspetterei anche tranquillamente un donna F5 seguita da rocco lungo. Me lo potrei aspettare a rocco lungo o semplicemente se uno non vuole rischiare c'è anche re di 2 che secondo me non è malissimo. In modo tale che dopo gli eventuali cambi qui torre per. Forse è troppo fantasiosa come idea, ma mi piace parecchio. Donna F3 con rocco lungo o re di 2. Secondo me re di 2 è anche forse meglio della rocco lungo, perché a rocco lungo diciamo che inviti un po' a nozze a spingere questi pedoni, mentre re di 2 è molto carino. Va bene, vediamo come si evolverà la situazione. Io credo che il bianco non voglia lasciare il cambio delle torri, anche perché poi questo alfiere andrebbe in posizione troppo passiva su G1, quindi va bene così. Cosa fa il nero? Il problema è che cosa fa ora il nero. Probabilmente tornerà in difesa con questo cavallo, ma questo cavallo non è che faccia un granché. L'alfiere è praticamente immobilizzato, brutta situazione d'abbandono, ok? Torre che dà una mano a controllare la settima traversa e il punto F7. A rocco lungo, eccolo che ha rischiato a rocco lungo e quindi il bianco è pronto per catturare quei cavalli, cambiare le torri. E scopriremo dopo a computer se era meglio re di 2 o rocco lungo. Secondo me rocco lungo è stato un po'... non lo so, o forse non cambia assolutamente nulla. Cattura di alfiere, perché i cavalli in questo caso mi piacerebbe tenerli, esatto. Così dopo il cambio, cattura di cavallo. Quando c'è il centro bloccato in tutte queste posizioni, i cavalli sono più forti degli alfieri. Gli alfieri sono forti quando ci sono diagonali aperte, ma come vedete, sì, c'è una diagonale aperta, ma poca roba. Poca roba, anche questa diagonale è aperta, ma non va su nulla. Il centro è praticamente bloccato, quindi il cavallo molto molto forte in queste situazioni, si può molto versatile. Vediamo il nero in teoria dovrebbe cambiare i pezzi perché chi sta male dovrebbe semplificare. È anche vero che semplificando gli porti in attacco ulteriori pezzi e scoperte. Ora sarà il bianco che forse potrà creare un po' di rotture di scatole. Forse potrebbe catturare per iniziare a prendere iniziativa. E6! Che bella E6! E6 è molto coraggiosa. Ora si apre la diagonale. Ci sono gli scacchi con donna. Però attenzione che può tornare con torre F7. Però poi ci sarebbe alfiere qui. Molto bella questa, molto bella. Molto bella, donna H5, bellissima. Ok, forse questo re, sai che ad andare, se riesce ad andare in B8, secondo me, sai che non sta male, eh? Non sta male il re in B8, anzi, tac, ma anche qui starebbe molto bene. È assurdo, ma lì forse sarebbe meglio che in B8. Interessante, partita interessante ragazzi, come al solito abbiamo avuto la fortuna di trovare una partita molto molto interessante. Vediamo questo re dove andrà o se deciderà di pararlo con qualcosa, ma credo che su re di 7 cioè non funziona,
non funziona perché c'è questa tattica. Quindi il re non può andare in D7. Sul re E7, per E7 a pro di che? A pro di nulla? Cazzarola, la situazione è più grave di quella che pensavo. Re 7, ok, minaccia sulla torre. Madonna, che situazione, ragazzi. Che situazione. Su torre qui c'è alfiere cattura qui. E la torre, boh, forse qui a questo punto va messa. Sacrifichi la qualità, sacrifichi il pedone, cerchi il cambio delle donne. Penso sia la meno peggio. Torre in G5. Torre qui, torre in H8. Torre in H8. Sì, torre in H8 alla fine. Torre H8, ok, giustamente. Sto cercando di capire se c'è un attacco da parte del bianco, perché dopo torre per H7, questa potrebbe essere una blanderata, a meno che io non stia vedendo qualcosa. Ah, c'è questa mossa qui, carina. Su questa c'è alfiere G5. Infilata con la donna, se catturi perdi la torre. Ottimo, ottima giocata. Ottima giocata. Adesso intanto c'è l'entrata di torre e con infilata dietro a questa torre, quindi bisogna difendersi con l'alfiere. E cosa c'è qui? Vediamo se c'è qualche colpone tattico incredibile. Intanto ricordiamoci che dai, qui c'è qualcosa per forza. Nell'aere c'è qualcosa. Assolutamente, altrimenti. Allora, vediamo. Attenzione che qui il nero si potrebbe ripigliare. Il nero si potrebbe ripigliare. Perché questa torre qui non sta facendo nulla. E anche portarla in gioco ci vogliono un sacco di mosse. Bisogna togliere il cavallo. È dura, quindi bisogna attaccare quei pezzi che si hanno. Questo alfiere, sacrificio di cavallo. Attenzione, attenzione. Il bianco è il nuovo Tal. Attenzione, sacrificio di cavallo. Io penso che il nero sia abbastanza costretto. E ora alfiere donna, alfiere. Ok, re qui, benissimo, il re sta benissimo in B5. Oddio, non vorrei, ragazzi, non vorrei portare sfiga, ma non vorrei che questo sacrificio di cavallo sia stato troppo azzardato, perché il bianco forse ha forzato un po' troppo la mano. Se il nero si ripiglia, se il nero riesce a cambiare un po' di pezzi, si ripiglia, poi c'è alfiere G5, cambiando per forza l'alfiere. Qui, se il nero si ripiglia, sono cavoli, Cioè, è vero che il nero è in difesa, c'ha 2 minuti e mezzo contro 5, però questi cambi non aiutano. Ok, attenzione, la donna può essere molto forte. Questa qui funziona sempre, stavo cercando di capire se funziona. Per semplificare, credo di sì. Credo di sì. Alfiere G5 dovrebbe funzionare. No, si perde la torre. Sciocchezze. Fate finta che non ho detto nulla. Questa mossa, ok, sempre per cambiare. Vediamo se c'è qualche scacco che può fare qualcosa di particolare. Scacco. Re va qui. Ragazzi, è la magia degli scacchi. Quando non portate a fondo un attacco, la partita vi si può ribaltare contro. E dopo l'analizziamo al computer per cercare di capire in che modo il bianco forse non è stato in grado di sferrare il colpo mortale, perché c'era una grande iniziativa, ma il colpo mortale non è stato sferrato. Io voto sempre per re in B5, è troppo forte, re B5. Re qui, voto per re B5. Vai in B5 e re vai in B5, vai in B5. Yes! Yes! Grande, grande. Ok,
Ecco, attenzione che tutti i pezzi stanno andando. Attenzione, questa torre è sempre da sola. Questa torre è sempre da sola, deve essere... Meno che ora non mi fa re qui per proteggere la torre. No, ho spostato semplicemente la torre. C'è tattica? Non lo so, non penso. Boh, ragazzi, c'è il nero che c'ha un pezzo in più. C'è il nero che c'ha un pezzo in più. C'è questo cavallo che attualmente non sta facendo nulla, ma c'è un pezzo in più. Adesso ci sono gli attacchi di scoperta sulla donna tramite alfiere qui. La torre forse può... No, a questo punto è super difeso. Ragazzi, è l'unica pensare di catturare e andare a promotion, ma come potete immaginare ci sono 400 miliardi di mosse da fare da parte del bianco. Ok, vediamo che cosa ha visto qui il bianco, perché questa mossa per togliersi sicuramente dagli attacchi di scoperta, però sicuramente ha qualcosa in più. Il nero vuole semplificare, semplifica, donna con scacco, la torre è tenuta dal cavallo. Attenzione che il nero non può andare troppo alla riscossa perché questa donna qui dietro secondo me può essere molto minacciosa anche con la torre. Secondo me bisogna fare attenzione. Pedone per... E adesso possono arrivare anche gli attacchi sulla colonna B che si è aperta. Molto interessante, molto molto interessante. Un minuto di tempo, attenzione, attenzione, grande forza, prova di coraggio da parte del nero che va alla riscossa con un attacco doppio, presumo torre C1, presumo, che metterà la torre in una posizione definitivamente passiva. E dopo cavallo qui, ovviamente con le dovute precauzioni, si minaccia un bel matto, però bisogna prima mettere al sicuro la torre. Scacco, ah sì, che scacco, torre qui, scacco, ok, ha spostato il re. Attenzione a questa torre, ragazzi, se il bianco, se il nero riesce... Torre qui, ok, vediamo se c'è qualche attacco, qualche scacco da parte del bianco, il re che si rifugia qui dietro e poi la donna probabilmente che ritornerà qui per inchiodare il cavallo, per far sì che che il cavallo non possa spostarsi, quindi probabilmente scacco... Forse cavallo qui anche subito, interessante. Cavallo qui così poi si toglie il re e la torre è già pronta a fare azione. Interessante. 45 secondi ragazzi, il nero 45 secondi. Vediamo come va a finire questa partita bellissima, bellissima. Avete visto attaccone del bianco che purtroppo a un certo punto ha sfasato, non vedeva soluzioni tattiche e ha sacrificato un pezzo che però non gli è valso quello che... Attenzione, adescamento del re, interessante. Giustamente il nero non ha boccato. Guardate come il nero sta sfruttando il tempo del bianco per pensare. Avete visto come ha mosso subito? Ha mosso subito il re in A6 perché sta pensando a tutte le cose. Adesso, e questo è molto importante, soprattutto quando avete poco tempo, il tuo avversario pensa e tu pensi già, se adesso mi fa donna qui io so già cosa fare. Se mi fa questa, il nero avrà... Hai visto? Il nero ha già capito che cosa vuole fare. Disinchiodare il re da questo cavallo, in modo tale che il cavallo è pronto ad attaccare. Torre qui si perde per via di questa. La donna forse vuole tornare alla difesa, però non riesce. Attenzione, donna minacciosa che tiene anche a questo punto. Torre qui, scacco, torre, madonna, scacco, 32 secondi, no, non fare patta per ripetizione di mosse, non fare patta per ripetizione di mosse, attenzione, il nero vuole andare a promozione, incredibile, vaglielo a impedire. Sacrificio,
Sacrificio, scacco, sei sicuro di questo? Ah sì, beh certo, se ritorna indietro si poteva catturare. Ehm, Chissà se il bianco ha qualche perpetuo da qui, perché bisogna fare attenzione che su torre qui forse ci sono una serie di scacchi infiniti da parte del bianco che sarebbero la sua ultima speranza. Scacco, scacco, scacco da dietro, scacco, scacco. Ok, c'è l'incremento, non sto vedendo se c'è incremento. Non c'è incremento, ragazzi, il bianco vuole giocare sul tempo. Guardate il bianco che infame, gioca sul tempo. Scacco, continua a dare a scacco all'infinito. Ragazzi, ruba la partita in modo clamoroso il nostro amico bianco. Che rubata, però il tempo fa parte del gioco e quindi andiamo ad analizzarla. Cerchiamo di capire dove il bianco a un certo punto stava assolutamente meglio e a un certo punto perché è stato peggio. Chiediamo anche l'analisi del computer. Facciamoci aiutare per cercare di capire cosa è successo che non andava. Vai Lices. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Vai Lices, stupiscici! Sta caricando, va bene, nel frattempo che carica ce la guardiamo, va? E 4, ecco, volevo capire se questa variante qui, ecco, mi sa che non esiste, infatti dopo F4 è il vantaggio del nero, quindi questa variante non esiste. Il nero si è trovato spiazzato che ha giocato questa mossa che ha permesso E5. Ecco, è arrivata l'analisi. E5, cavallo F va in D7, cavallo qui. Ok, la partita si è chiusa. Qui H4 e su H4 H5 come sarebbe potuta continuare con cavallo G5, fantastico. La partita invece continua con questo cavallo C3, alfiere C2, il vantaggio è del bianco che ha tantissimo spazio. Ecco, alfiere in E3 in realtà, come dice anche il computer, ok, mossa interessante, dubbia, anche se passa da più 3, 4 a più 2 e 4, quindi ha perso un punto di vantaggio dopo questa mossa. Il bianco ha sempre un grande vantaggio, sono difficilissime da giocare queste posizioni già a tempo lungo, figuriamoci in una partita veloce. E qui cavallo H5 diceva, in realtà cavallo H5 era migliore, si minacciava scacco matto, ragazzi. Si minacciava scacco matto, incredibile gli scacchi. Cavallo in H4, ok, ecco qui re di 2, mamma mia, quando il computer consiglia re di 2 migliore di Arrocco Lungo, attenzione, ha ricambiato idea, niente, alla fine ha scelto per Arrocco Lungo migliore, niente, mi stavo gasando, niente, ha rivalutato di gran lunga Arrocco Lungo rispetto a re di 2, niente, va bene, basta, piccoli momenti di gioie, mai una gioia. Ok, cavallo, cattura. Questa mossa ha fatto perdere tutto il vantaggio, ragazzi, da più 6 e 4 a più 0,8, incredibile. Qui cosa devo giocare il bianco? Cavallo H5. Wow, questa mossa non sembrava male, apriva la diagonale, però in realtà, come abbiamo visto, il nero si può rifugiare. Quindi cattura, scacco. Ok, re H8. Madonna, posizione pari completamente. Sbagliato, sacrificio errato. È per F5. Scacco, ok, qui stravantaggio del nero. È andato a meno 4 e 8, incredibile. Ok, scacco, beh, qui posizione abbastanza lineare, vantaggio ultra del nero. E niente, questa è sbagliata. Qui c'era torre B1 che non è stata giocata, perché se il bianco avesse giocato torre B1 cosa sarebbe accaduto? Re A6, torre per B6, con
con scacchi infiniti, giusto? Donna di 7, re a 6, scacco, scacchi infiniti, esatto, qui c'erano gli scacchi infiniti. Ok, è un po' quello che è successo in partita, no? Il bianco ha comunque questi scacchi infiniti ed è un casino. È un casino. Qui ci voleva un pedone che sorreggeva la torre, perché è un po' un casino questa posizione. E comunque il bianco l'ha rubata, mica male. È stata una bella partita, peccato per come il bianco ha vanificato il suo vantaggio. Con questa spinta abbiamo visto che è stato l'inizio di tutti i mali. Cavallo H5 era molto interessante, molto posizionale. Dopo presumo qui cosa avrebbe potuto fare ok, cambio di torri addirittura, va bene. E dopo alfiere per F5, donna per F5. Probabilmente il bianco aveva paura di tutti questi cambi, però dopo insomma interessante, molto molto come partita. Bene ragazzi, spero che sia piaciuta anche a voi. Noi ci vediamo come al solito domani in un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!